Loriano Bedin, il killer di Mario Ruoso, resta in carcere. È la decisione del giudice per le indagini preliminari Francesca Vortali, che ha respinto la richiesta dell'avvocato Giorgio Mazzuccato di concedere gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ci aspettavamo certamente anche un esito di questo tipo, eravamo preparati, ne avevamo discusso anche con l'assistito ed eravamo appunto pronti ad uno scioglimento di riserva di questo tipo. Adesso abbiamo un po' di tempo per pensare se vale la pena presentare istanza di riesame al Tribunale della Libertà oppure ottenere lo stesso tipo di risultato in altro modo fra un po' di tempo, quando le acque si saranno calmate, diciamo così. Attualmente Bedin si trova in cella a Pordenone con altri 5 detenuti. Per noi adesso è molto importante compiere i prossimi passi e cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Sarà importante e riusciremo a farlo quando il signor Bedin avrà ripreso il senno, perché in questo momento non posso dire che sia certamente lucido, tant'è che stavamo preparando, lo stavo aiutando a preparare il modulo per le richieste di colloqui e le telefonate con i parenti. Arrivati al momento di indicare le generalità, intese come luogo e data di nascita delle persone care che appunto, di cui lui ha desiderio di poter incontrare e di poter scambiare qualche parola, non era in grado di indicare luogo e data di nascita della compagna convivente da tanti anni e della sorella. Per questo, nei prossimi giorni potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato di salute. Intanto, le indagini della Polizia di Stato proseguono senza sosta. Il movente, secondo quanto emerso finora, sembrerebbe di natura economica. Gli investigatori stanno anche concentrando l'attenzione sull'orario del delitto. Dalle telecamere di videosorveglianza, il primo avvistamento di Bedin è alle 7:22 in via del Porto, con un tubo di ferro lungo 71 cm in mano. Testimoni però confermano che successivamente si è verificata una lite molto accesa tra lui e il patron di Telepordenone. Alle 8 le telecamere poi lo riprendono di nuovo, questa volta senza il tubo che ha gettato nella corte interna per non farsi vedere. Sono in corso anche verifiche sui tabulati telefonici. Restano però interrogativi sul lasso di tempo tra i due avvistamenti, circa 38 minuti, e sulla possibile presenza di un complice, oppure se Bedin abbia agito da solo. Al centro dell'inchiesta anche l'incendio al Garage Venezia dello scorso luglio, dove le immagini inviate da un telespettatore mostrerebbero Bedin pochi istanti dopo il rogo. La lite potrebbe essere quindi degenerata fino al massacro, forse perché Ruoso aveva scoperto qualcosa di scomodo. Le indagini nel frattempo proseguono. L'autopsia del medico legale Antonello Cirnelli, prevista per martedì, chiarirà l'esatto numero di colpi e le cause del decesso.